Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo pronti? Siamo pronti? Partiamo? Buongiorno Davide. Buongiorno Leandro, buongiorno ai nostri ascoltatori naturalmente. Come sempre ogni settimana siamo qua ad allietarvi, almeno questo è il nostro intento. Noi proviamo. Poi se non ce la facciamo, insomma, perdonateci, assolutamente. Dicevo, pronti ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. E cosa dire? Partiamo subito. Partiamo subito con i nostri titolissimi. Con i nostri titoli di oggi che sono molto succulenti, molto interessanti. Allora, primo, pronto soccorso freelance. Poi diritti esclusivi di pesca. Ancora non ci sono, però. Non ci siamo. Spiaggia di Rosolina Mare. Pulita oppure no? Un punto di domanda. Ultimo saluto a Rossano Motta. E poi, ultimo dei nostri argomenti di oggi, il 14° raduno Vespa di Taglio di Po. Quindi, tra pochissimo iniziamo la nuova puntata di Made in Polesine. E siamo allora pronti per iniziare la puntata odierna di Made in Polesine. Andiamo subito con il nostro primo titolissimo. Parliamo di pronto soccorso freelance. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi titoli criptati, dai. Allora c'è che Adria e Trecento in particolare qua da noi nel Polesine, ma sicuramente in tante altre parti d'Italia, mancano i medici. Cos'è che si sono inventati? Il medico a gettone. Praticamente medici freelance che vengono chiamati appunto vengono a chiamata, e per garantire specialmente nei pronti soccorsi questo. C'è una dichiarazione di direttore Compostela che dice: giovani medici fatevi avanti perché poi ci sono i concorsi vuoti eccetera, saranno assunte 90 persone. Nel frattempo si cerca di superare il problema che mancano i medici con le cooperative di medici a ore, e tra l'altro i medici che sono in servizio, invece di fare solo 38 ore a settimana, che secondo me non sono poi tantissime, sì, ne faranno di più. Allora, è una buona notizia, una cattiva notizia? Secondo me è una notizia negativa, nel senso che in ogni cosa bisognerebbe un minimo programmare, specialmente poi per quanto riguarda il welfare, quanto riguarda l'assistenza, poi quando riguarda una cosa sensibile come la sanità, che quando arrivi lì sei una persona inerme e indifesa, e bisogno che ci siano dei professionisti che ti seguono, senza nulla togliere a questi medici a gettone. Però penso che se un medico lo chiami ogni tanto oppure ogni volta ne cambia uno, non capisce magari il sistema, non capisce un po' l'ambiente, e questo a scapito della sicurezza Esatto, sì. Questo esatto. è vero. Garantita la qualità? Noi speriamo di sì, siamo sempre ottimisti, fino a prova contraria sicuramente la qualità sia garantita, però secondo me affidare a cooperative esterne questa parte di welfare è una cosa negativa. La stanno facendo anche negli asili, nel personale ATA, eccetera. Si sta cercando di privatizzare tutto. È cosa buona? Non è cosa buona? Ma soprattutto questa cosa a quanto pare è disponibile in questa maniera perché ci sono veramente anche pochi, c'è carenza proprio del medico, e quindi si va un po' a prendere un po' di qua, a prendere un po' di là, però ma pensando male si fa peccato, eccetera. Pensarlo prima no, fare i primi concorsi, indirizzare i giovani a fare certi studi, programmare un minimo. In Italia siamo bravissimi nell'emergenza, ma nella programmazione arrivare all'emergenza, poi noi nella programmazione siamo proprio negati. Vabbè. Questa è una notizia appunto che vi avevo dato, tutti i giornali ne hanno parlato, anche noi nel nostro piccolo. Noi non siamo molto contenti perché ripeto, un medico a gettone, almeno dal mio punto di vista, che magari oggi è a Trecento, dopodomani è a Canicattì, domani ancora è a Trento, non ha quel termometro, quel sentore anche del territorio che secondo me un medico deve avere. Ma questa è un'altra storia e quindi un po' e ne parleremo un'altra volta sicuramente. Vabbè. Dai, ci fermiamo, breve pausa, torniamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine.
Siamo pronti a ripartire con Made in Polesine, come sempre tutte le settimane con Davide Stefanelli, Leandro Maggi, e adesso secondo titolo, diritti esclusivi di pesca. Ancora non ci siamo, ci sono ancora allora ci sono dei dubbi, ci sono dei dubbi, delle perplessità. La settimana scorsa avevamo celebrato che per mezzo del prefetto De Luca, mi sembra si chiami, sì, la signora De Luca, si è ottenuto i diritti di pesca esclusiva per quanto riguarda i consorzi, eccetera eccetera eccetera. Fatto sta che adesso c'è questo dubbio che la provincia dice: guarda che forse, visto che la semantica non è un'opinione, forse nella disporre il permesso c'è qualcosa che non quadra, perché la provincia dice che c'è una risposta blanda e generica, perché non si parla nella domanda, anzi nei permessi di diritti esclusivi, ma di concessioni demaniali marittime, Sì. che è un'altra cosa. Secondo me è la stessa cosa, però poi vai a indagare. Praticamente le concessioni demaniali marittime, che sono quelle che ci hanno appunto dato per 15 anni per diritti di pesca esclusiva, non riguardano le acque interne, che sono della provincia. Ah, ecco qua, dove l'inghippo. Qual è il problema? A parte che almeno proprio ieri il prefetto De Luca ha detto non ci sono problemi, il problema è già risolto, però sai, fin quando carta canta qua in Italia, basta che ci sia l'avvocato con i peli nello stomaco che possa dire la sua, è molto facile che poi dopo si ribalti ancora il tutto. Tanto per dire, qualche concessione di qualche anno fa che c'era sulla sacca di Scaldovari, poi è venuto fuori che non era demaniale ma era di un privato di Padova e hanno dovuto pagare qualche centinaia di migliaia di euro ogni orto. Ma questa, come diciamo sempre, è un'altra storia. Fatto sta che stando fuori le acque interne non ci sarebbero problemi per i pescatori di Rosolina, Goro e Portoviro, però ci sarebbero dei problemi in particolar modo per i vongolai di Porto Tolle e anche di Taglio di Palma in misura minore. Quindi forse tutto è da rivedere e da riscrivere un pochino il tutto. Abbiamo delle persone competenti, non ultimo la consigliere regionale che sta seguendo, che è di Portoviro, Valeria Montovan, che si sta veramente prodigando e gli facciamo i complimenti, il prefetto De Luca, che anche lei si sta muovendo molto molto bene, però magari attenzione quando scrivete le cose, che dopo c'è sempre qualcuno più furbo di noi che le interpreta a suo modo. Esatto, sì. Bisogna fare molto Detto questo, noi stiamo monitorando, speriamo che i diritti di pesca appunto vengano concessi per 15 anni. Pensavamo che fosse meglio ancora più di 15 anni, però piuttosto di niente. È meglio piuttosto. Va bene. Dai. Ok. Allora, abbiamo concluso questo altro argomento, noi ci assentiamo per qualche istante. Bene, siamo pronti a ripartire e adesso finalmente un argomento un po', diciamo, un po' più leggero, se vogliamo, anche se non è, insomma, di quelli proprio così. Sì, prima perché parliamo di spiaggia, quella di Rosolina Mare, ma questa spiaggia pulita oppure no? Perché ne parliamo? Perché ne parliamo? Allora, perché c'è un titolo che dice basta allarmismi, Rosolina è sicura e balneabile al 100%, e lo dice il sindaco Vitale e il vice sindaco Grossato. Perché? Perché noi sappiamo che è bandiera blu Rosolina Mare, sì. E questo ce ne fa specie, ci fa piacere, eccetera eccetera eccetera. Ma la Golletta Verde, che è un'altra cosa, poi dopo spiego anche i parametri per diventare bandiera blu, però la Golletta Verde ha detto che alle foci dell'Adige in Adriatico è la parte più inquinata. La notizia un pochino è passata in secondo piano, non se ne è parlato molto, giustamente, anche perché poi sai, semistagione non è che possiamo fargli una colpa, esatto, sì. L'avrei fatto anch'io e forse l'avresti fatto anche anche tu. Abbiamo un po' intorbiato le acque. Bravo, come si dice in gergo polesano. Sì. Però la criticità che è stata riscontrata da Lega Ambiente, che appunto è titolare della Golletta Verde, che gira appunto per l'Adriatico e il terreno per vedere le posti dove c'è inquinamento, si riferisce alla sola foce del fiume Adige. È un piccolo distinguo. Probabilmente, sai, non è che sia tanto lontana la foce dell'Adige dalle spiagge. Sì, siamo lì, dai. Siamo lì che noi frequentiamo. Sì. Ecco, però tanto per spiegare un pochino, la bandiera blu non è fatta solo per i parametri dell'acqua, cioè
sei bandiera blu non solo perché hai acqua pulita, incide in una percentuale la pulizia e la purezza dell'acqua, ma incide molto gli hotel, le strutture ricettive, le strade, cioè ci sono un sacco di parametri. Tutto quello che c'è attorno. Tutto quello che c'è attorno. Quindi è meglio la valutazione di Legambiente o è meglio la valutazione di bandiera blu? Non lo sappiamo, non ve lo diremo mai. Continuiamo ad andare a Rosolina Mare. Non lo sappiamo, cioè, anche non perché, ve lo diremo mai, non lo sappiamo. Anche perché c'è un indotto importante e ci fa piacere che gli operatori e chi lavora al mare abbia una grande soddisfazione da questa stagione qua, però ogni volta possibile che non riusciamo mai a metterci d'accordo, possibile che arriva uno e dice che siamo pulitissimi e l'altro che dice che è la parte più inquinata del mondo, quindi perché non riusciamo mai a essere un paese normale? Ma questa è la domanda a livello generale, e anche questa è un'altra storia. Dai. Vabbè, credete a chi volete. Sì, sappiate che però bandiera blu. Bandiera blu, bandiera blu, ci siamo, dai. Va bene. Allora, abbiamo esaurito anche questo terzo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per iniziare ovviamente il quarto. Rientrati quindi pronti a continuare il Made in Polesine di questa settimana, e adesso un argomento, questo qua che dobbiamo sicuramente affrontare, ma ci sembrava anche giusto, insomma, per dare un tributo a questo grande personaggio, insomma, del nostro paese, appunto Portoviro. Parliamo di Rossano Motta, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Ecco, perché lo citiamo? Perché secondo noi è stato un pioniere per quanto riguarda l'associazionismo, in particolar modo per anziani, quindi Hauser, eccetera, a livello basso polesano, ma anche a livello provinciale. Una grandissima persona, ricordiamo il circolo Hauser di Portoviro con tutti i servizi che fa, oltre che la ricettività, il bar, eccetera. Però è uno dei circoli più aggressivi, più importanti di tutta la provincia, e questo bisogna dargli il merito, è stato merito di Rossano Motta. L'Hauser di Portoviro, l'Hauser provinciale e tutti quelli che l'hanno conosciuto si sono uniti per appunto celebrare un grande personaggio e per unirsi ai suoi familiari, anche noi nel nostro piccolo. Naturalmente sì. Ricordiamo che l'Hauser conta oggi circa 500 soci ed è cresciuta questa associazione di volontariato grazie al lavoro di molti volontari che hanno trovato giustamente in Rossano una ferma e decisa guida. Quindi chapeau a Rossano Motta, chapeau a tutti quelli che fanno volontariato in tutti i campi, e qua lo dico e qua lo nego, secondo me se l'Italia è ancora un paese che merita di viverci con tutte quelle rogne che abbiamo in questo momento, è anche per merito delle associazioni di volontariato che sono la struttura portante del nostro paese. Certo, questo è poco ma sicuro, assolutamente. Quindi, sì. Chapeau e omaggio a Rossano Motta. Ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, e adesso parliamo di questo mezzo di trasporto, di questo neanche si può chiamare ciclomotore, sì, la Vespa. Questo mito, è un mito. Infatti a Taglio di Po ci sarà il 14° Vespa Raduno. Quando? C'è stato domenica, quindi ne parliamo postumo. Perché ne parliamo? Perché anche quest'anno, per la 14ª edizione, ben 450, forse 500 Vespe si sono presentate, e vederle bravi, complimenti veramente agli organizzatori, che sono del Vespa Club Delta del Po, un Vespa Club nato su una costola del Vespa Club di Rovigo, che da un bel po' di anni è autosufficiente, e quest'anno, nonostante tutti i lacciuoli che ci mette la burocrazia per organizzare le cose, e sicurezza stradale e ambulanza e medico dietro e questo e quest'altro, quindi spese e rogne infinite, sono riusciti ancora una volta a fare questo miracolo di fare 450 Vespe che arrivano nel bel paesello di Taglio di Po. Di Taglio di Po, tanto te ne vanti un po' di queste cose. Ma questo qua me ne vanto perché sono veramente bravi, perché al di là che la presento io, ma io sono ormai il presentatore ufficiale, però io volevo veramente fare i complimenti a tutti i Vespa Club Delta del Po, in particolar modo al presidente Daniele Lazzarin, al vicepresidente Leopoldo Foschini e al mio amico Mirko Bagatin, che è anche quello del grafico, quello che fa un po' di cose. Un po' di cose, sì. C'era presente come 14 anni, da 14 anni, Adelino De Stefani. Tu direi chi è? Chi è? Adelino De Stefani,
di Portotolle, però che fa parte del Vespa Club Taglio di Ipotesi del Po, è stato pluripremiato un sacco di volte, campione italiano di Gymkhana Vespa, ed è stato anche campione europeo, e a me fa piacere ricordarlo perché è un mio amico, e lui umile perché non se l'è mai tirata di essere campione europeo. Allora salutiamo allora. E lo salutiamo, grande salutiamo. Adelino De Stefani. Benissimo, Chapeau. va bene, bene. Presenti da tutta Italia, Foggia, Prato, dalle Marche, dal Piemonte, dall'Emilia. Sono veramente tantissimi i vespisti, Sì. È veramente un mito questo mezzo di trasporto che ha fatto la storia veramente. No, io ce l'avevo. Anch'io ce l'avevo anch'io, sì. E poi si è presa che mio figlio, quando era ragazzina a 14 anni, era sempre a piedi. Anche tu? No, a me non funzionava. Sì, perché poi a noi bastava aggiustare la candela, una strofinata la candela. Un po' tutti ci mettevano le mani. Sì, le facciamo andare un po' più veloci, le mettiamo di qua, e dopo si Io la mia non l'ho mai toccata ed è sempre andata. Perché lui è un perfettino. Lui è l'uomo da sposare. A me piace così. grandi vespisti. Dai, ci sentiamo tra poco per i saluti finali. I saluti finali arrivano. Certo, siamo veramente in conclusione di appuntamento anche per questa settimana di Made in Polesine. Noi come sempre ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Cosa dire? Volevi aggiungere qualcosa? Diciamo che siamo qualche appuntamento, qualcosa? So che tu sei sempre di qua e di là in quest'anno manifestazione. Girano un po' meno soldi. Sempre di meno. Guarda caso. Vabbè. Comunque a noi io, Leandro Maggi e Davide Stefanelli vi auguriamo veramente di divertirvi. Ci immaginiamo voi in panciolli a prendere il sole, a ustionarvi. No, ustionarvi no, insomma. Sì. Siate prudenti, dai, insomma. Si ustionano. Ma vabbè, comunque, dopo fa divertitevi quest'estate, che sia una grande estate. Ok, bene, allora siamo in conclusione. Il nostro classico countdown non può mai mancare. Assolutamente no. 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.